L'amministrazione Miccichè incide oggi ancora positivamente a favore della città in linea con i propositi di buon governo, in un territorio dove le chilometriche coste si incontrano e scontrano con una disarmonia urbana da appianare e superare. Si va oggi verso la definizione dell'iter di approvazione del piano di utilizzo del demanio marittimo, cosiddetto PUDM. Rappresenta un importante documento di pianificazione che individua le modalità di utilizzo del litorale marino, disciplinandone gli usi per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico regolamentate mediante il rilascio di concessioni demaniali marittime in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblico demanio marittimo. Il PUDM costituisce un chiaro segnale di attenzione politica prioritaria nei confronti del nostro territorio nella sua declinazione di patrimonio costiero ed è correlato a quel desiderio di riqualificazione urbana, ambientale, progettualità di punta dell'amministrazione Miccichè. Attraverso un percorso snodato e scandito da mesi di intenso impegno profuso dagli addetti ai lavori, la stesura del nuovo PUDM ha condotto e condurrà a ragionare secondo un'attitudine innovativa, rafforzata oggi da uno strumento che tutela e valorizzi la nostra costa. Ottenuto il parere favorevole del Dipartimento regionale all'ambiente, il PUDM all'amministrazione Miccichè compie oggi un importante passo avanti con l'adozione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione nell'albo pretorio. I soggetti interessati potranno consultare gli elaborati attraverso il link del Comune all'Ufficio Tecnico Comunale e presentare eventuali osservazioni. Contestualmente alla pubblicazione sarà avviata la procedura di valutazione ambientale strategica, cosiddetta VAS, a cui seguirà l'indizione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri tecnici di competenza, un'eventuale ulteriore revisione del PUDM e l'adozione da parte del Consiglio Comunale e l'approvazione finale dell'assessorato. A comunicarlo è l'assessore all'urbanistica, l'ingegnere Valeria Proto.